Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net con i nostri audio video giornali. Partiamo subito con le notizie. Nel gran fervore di iniziative che sta contrassegnando il comune di Rusevera, l'attesa del passaggio del Giro d'Italia venerdì prossimo, che attraverserà l'Alta Val del Torre, si staglia l'appuntamento previsto per domenica 22 maggio, quando l'area coperta della piazza di Villanova delle Grotte si trasformerà in un grande vetrina delle eccellenze del territorio, spaziando dall'enogastronomia all'artigianato. Una preziosa occasione promozionale che permetterà ai visitatori di scoprire tanti prodotti a chilometro zero. Organizzato dall'amministrazione comunale, l'evento si avvale della collaborazione delle Grotte di Villanova, che lo scorso fine settimana, sempre in vista della Corsa Rosa, hanno inaugurato un nuovo spettacolare itinerario turistico, uno dei bei percorsi ipogei di tutta Italia e l'unico in Europa in una grotta di contatto. Andiamo a Pordenone. Ammontano a circa 124 milioni gli investimenti del distretto sanitario dell'Oncello, di cui 102.581.898 garantiti dall'attuale amministrazione regionale e gli attuali 42 posti letto garantiti per le cure intermedie alla fine del processo di potenziamento raggiungeranno quota 98. In totale i nuovi finanziamenti regionali nel comprensorio di Pordenone sono 33.171.041, 20 milioni per il nuovo padiglione delle cure intermedie, oltre 10 per l'adeguamento sismico dei padiglioni esistenti, 2 milioni e 320 mila euro per il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera. Ne hanno dato conto il governatore e vicegovernatore con delega alla salute del Friuli Venezia Giulia, presentando il programma degli investimenti edili, impiantistici e tecnologici previsti con i fondi del PNRR statali e regionali ai sindaci dei comuni dell'ambito territoriale dell'Oncello e ai referenti dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Il distretto comprende 6 comuni e un totale di 103.104 residenti, un terzo degli assistiti di ASFO. E adesso parliamo di sport, andiamo a Lignano Sabbiadoro e poi chiudiamo. 20 regioni d'Italia e quasi mezzo migliaio di partecipanti sono i numeri esaltanti dei giochi nazionali dello sport integrato. La kermesse è in programma nel weekend del 20, 21 e 22 maggio a Lignano Sabbiadoro alla Bella Italia EFA Village Sport e Family e arriva come epilogo vincente del progetto Cambia il Tempo, promosso e gestito dal CSEN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo Riforma del Terzo Settore, annualità 2019. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario filo, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.